Bentrovati. Papa Francesco recentemente ha detto: la Chiesa ha indicato al mondo che non ci può essere confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione. Naturalmente, visto che l'argomento è di stretta attualità, molti cattolici si sono impadroniti delle parole del Papa, ma su questo tema Repubblica ha dedicato un lungo articolo di Vito Mancuso, un teologo cattolico di fama, autore di diversi saggi appunto sul cattolicesimo. Cercherò di fare un riassunto del suo intervento sperando di coglierne il senso vero. Mancuso dice di non essere rimasto sorpreso dalla frase di Francesco. È lo stesso copione che tutti i suoi 263 predecessori avrebbero potuto tenere, ovvero la famiglia fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo appartiene al sogno di Dio e della sua Chiesa per la salvezza dell'umanità. Per cui tutte le altre forme di unione affettiva e permanente sono per il Papa uno stato oggettivo di errore. Per questo che solo la famiglia ecclesiastica merita il nome di famiglia, mentre tutte le altre spetta il termine di unione. Ma è proprio vero che la famiglia, secondo la Chiesa cattolica romana, corrisponde al disegno di Dio? Oppure è anch'essa un'espressione nata in un certo momento della storia e quindi in un altro momento destinata a tramontare, come sta avvenendo nelle società occidentali, come è accaduto nella cattolicissima Irlanda, dove recentemente si è tenuto un referendum che ha cambiato la Costituzione e ora persone dello stesso sesso possono sposarsi, ma la Chiesa di Roma fa fatica a prenderne atto. Nelle lingue della Bibbia poi casa e famiglia sono sinonimi, per cui dire casa di Davide è lo stesso di famiglia di Davide, si rimanda cioè al casato, comprendendo mogli, figli, schiavi, concubine, beni mobili e immobili. Quindi le lingue della rivelazione di Dio, scrive sempre Vito Mancuso, non conoscono il termine famiglia nel senso usato dalla dottrina cristiana cattolica tradizionale ribadita dal Papa. La stranezza aumenta se si apre la Bibbia, in essa si legge che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne, Genesi 2,24. Ma se si analizzano l'esistenza degli uomini scelti da Dio, quali veicoli della sua rivelazione, si vedono scenari diversi sulle forme di famiglia. Abramo ebbe 3 mogli, Sara, Agar e Keturah, Giacobbe 2, Esaù 3, Davide 8 e re Salomone 700. A parte Salomone che, come dice Mancuso, eccedette, non c'è una sola parola di biasimo nella Bibbia a loro riguardo. Che dire quindi? La parola di Dio è contro il disegno di Dio oppure sono testi che vanno interpretati storicamente? Ma se i testi biblici vanno interpretati storicamente, come non affermare che va interpretato storicamente anche il modello attuale di famiglia della Chiesa cattolica? Siamo così sicuri che il matrimonio cattolico sia coerente con la parola di Papa Francesco, secondo cui il nome di Dio è misericordia? Mancuso afferma che Dio non pensa alla famiglia scritta nel codice di diritto canonico, pensa piuttosto ad un mondo in cui gli esseri umani vivono in relazioni armoniose, esplicitate in modi diversi e che trovano compimento nell'amore. Ogni persona è chiamata all'amore. Questo è il senso più profondo della vita umana, secondo la rivelazione cristiana, sicché nessuno deve poter essere escluso dalla possibilità di un amore pieno, totale e anche pubblicamente riconosciuto. Per questo ci si sposa, perché il proprio amore dal fatto privato acquisti una dimensione pubblica. Per cui la nascita di alcuni esseri umani con inestirpabile inclinazione sessuale verso persone del proprio sesso è un fatto. Essi devono strutturalmente rimanere esclusi dalla possibilità dell'amore integrale? In realtà l'aspirazione all'amore integrale deve essere riconosciuto come diritto inalienabile di ogni essere umano, acquisito alla nascita. L'amore integrale è un diritto nativo, primigenio, radicale e riguarda la radice stessa dell'essere umano e nessuno ne può essere privato. Cosa vuol dire che il nome di Dio è misericordia per chi nasce omosessuale? È facile dire che Dio è misericordia, ma è difficile quando ci si trova davanti alla richiesta di riconoscimento della piena dignità da parte di chi per secoli è dovuto reprimere la propria identità. La misericordia si può esercitare solo modificando la propria visione del mondo, ovvero infrangendo il tabù della dottrina cristiana. Ed è qui, scrive sempre Mancuso, che Papa Francesco si gioca buona parte del valore profetico del suo pontificato. Ci vediamo giovedì prossimo.